Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo in diretta, ancora su Elite Dangerous Horizon Beyond. Bentornati a tutti, bentornato a me e un carissimo saluto a Comandante Fabia che questa sera ci seguirà nell'ennesimo tentativo di abbattimento di un carciofoide alieno. E quindi, come vedete dalle interfacce di gioco, in questo momento stiamo dialogando, da un po' di problemi con l'audio, non si riesce a capire perché non lo sentiamo, ma adesso stiamo un attimo a vedere. Vediamo se si collegherà con noi anche un altro comandante. E nel frattempo abbiamo già creato la wing, impostato un attimo 2 o 3 messaggi e so che comandante Fabia mi sente, purtroppo io non riesco a sentire lui e quindi non lo sentirete neanche voi, a meno che non riusciamo a sistemare l'audio strada facendo. E ci eravamo lasciati l'altra volta con un'altra fuga, con l'ennesima fuga roccambolesca dall'ennesimo carciofoide, e questa cosa di abbattimento targoide non sta andando molto bene, però mi sto anche rendendo conto di una cosa, che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, ho totalmente sbagliato nave, perché l'Anaconda sì è figa, è grande, bella e fotomodella, però soffre di un grosso problema: lenta. È lenta e poco manovrabile, quindi non è, secondo me, una gran nave per andare a cacciare i carciofi alieni, o altresì detti i Targoid. Allora controllo un attimo, ok, perfetto. E niente, dicevo questa cosa, quindi magari in un futuro non è detto che parcheggio questa nave nell'hangar, vado a prendermi un bel Krayt, un Chieftain o qualcosa del genere, quindi una nave medium decisamente più veloce, ma probabilmente più performante, perché la velocità e buildare distanza sia dai Targon Swarm che dal carciofoide principale è un must. Quindi una nave bella veloce, bella manovrabile, e penso sia assolutamente d'obbligo. Allora, eccoci qua. Comandante Fabia vi saluta tutti dal nostro wing, quindi bentornato, buonasera, ed eccoci qui che siamo pronti a partire. Vedo che anche stasera la connessione non è particolarmente stabile, vedo un po' di perdita di fotogrammi, forse dipende un po' dal mio PC o dalla connettività. Restate lì un secondo che controllo una cosa veloce veloce sul trabicolo che uso per lanciare lo stream. Un secondo, torno tra un istante. Eccoci qua, vedo tutto tornare in verde in questo momento, sono rientrato, siamo pronti a partire. Allora, la prima cosa che andiamo a fare intanto è lanciarci subito fuori da Riz Rest nel sistema di Merop, quello che sia. Andiamo a vedere comandante Fabio, che attualmente il sistema HR1183. E cosa dici, capitano? Ti raggiungo lì? Sì, dai, si può fare, si può fare. Allora, raggiungiamo velocemente comandante capitano Fabia nel sistema HR1183. Urca, un attimo che abbasso un po' i volumi. Allora, qui pian pianino con la nave vedo che i volumi sono abbastanza altini, non vorrei che si sovrapponessero troppo sulla voce, quindi ecco qui, regolo un po' il volume. Rientro in gioco e viva l'Alt Tab, una cosa meravigliosa che hanno inventato tempo fa. Vedo la nuova richiesta di amicizia, lo aggiungo subito, il nuovo comandante che si unirà a noi nelle battaglie. Speriamo stasera di riuscire a combinare qualcosa. Allora, pending friend, come pending friend? Ah, eccolo qua. Antropov. Ok, assolutamente amicizzato, e quindi direi che ci siamo. Comandante Fabia è il comandante della wing, come potete vedere ho joinato la sua wing, quindi va benissimo lo stesso, e l'importante è avere la wing. Se inviti anche il comandante Antropov, bla bla bla, vi raggiungo e andiamo a vedere di riuscire a combinare qualcosa. Nel frattempo arrivo ad HR 1183 e stiamo giocando nel private group Virus 101, quindi non mi senti in cuffia su Elite? Ah, che strano. Un attimo che controllo velocemente una cosa. Allora, vediamo nell'option della wing, enable, disabilito un attimo, enable.
Ok, dovreste riuscire a sentirmi in questo momento, credo. Che non vorrei che si incasinasse. Ok, non vorrei che si incasinasse il mio sistema con il codificatore che mi sbrumbula l'audio, eccetera, eccetera. HR1183, eccoci qua, sto arrivando. Back, ok, lanciamoci nella mischia, manovrina, thruster a tutta manella e partiamo. È strana questa cosa, strano perché prima funzionava. Mi sente su YouTube, caspita. Vabbè, dai, mal che vada, facciamo così. Dai, sì, potrebbe essere un'alternativa. Strano, prima funzionava, non vorrei che il codificatore si incasinasse e non mi consentisse di utilizzare il microfono sia durante lo stream che prima andava. Forse è colpa del codificatore che uso per fare lo stream. Comunque, CMQ, bei vecchi tempi quando non c'erano le chat audio, bisognava scrivere tutto in chat testuale. Comunque, arrivo in sistema 1183, anzi ci sono. Ok. Ok, vediamo. Voicecom. Eccoci qua. Sì, ok. Adesso dovremmo esserci. Vediamo le cose che iniziano a girare un attimino e vediamo se riusciamo a sentirci. Ah, perfetto, perfetto. Dovevamo attivare solo un'altra robetta. Ok. Non sono super esperienzionato nelle wing. Ok, speriamo che il comandante Fabio riesca a risolvere un attimo, o vediamo un attimo come risolvere nel caso i disguidi audiometrici. Comunque, andiamo in direzione Arx Fate, che è un po' distantuccio, non distanze impossibili. Però intanto mettiamo i motori al Maximus e andiamo a raggiungere il nostro amico comandante capitano Fabia. Benissimo, allora vediamo un attimo qua sui chat messaggi. Ok, perfetto, vediamo se c'è qualche altra cosa da vedere. Ok, sulle option. No. Ok, rallentiamo e via. Nel frattempo che mi avvicino, volevo mettervi al corrente di una cosa e c'è una bella news. Ci sarà un altro update verso fine mese di Elite Dangerous Horizon Beyond. Andranno ad aggiungere tutta una serie di cose estremamente golose, se fosse vero, ma lo vedremo un attimo dopo, verso la fine della diretta. Quindi ricordatemelo se dovessi dimenticarmelo, che dobbiamo vedere questi 2 o 3 update che faranno al gioco. Parlano di update all'interfacce qui del Navigation Tab e alcune altre cose. Ah, sì, 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 orca. Sorry. Ah, sì, piano. Non che non mi inizio a incasinare. Allora. Dov'è? 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 No, prendo inference request. Eccolo qui. Non riesco a. Perché non riesco a invitarlo? Mmm. Sec. Allora, ok. Un attimo, un secondo. Ok, frame shift drop detected. Non riesco, non capisco perché. Allora, options, vediamo, back. No pending friend request, ovviamente non ne abbiamo. Non mi fa invitare, perché non mi fa invitare al private group? Allora, esco un attimo dalla wing. Notifico capitano Favia che devo uscire un secondo dalla wing.
Ok, come vedete siamo current game mode private group. Mi pareva di essere entrato in Virus 101 come private group, cioè dovremmo essere lì, infatti il capitano Fabio mi stava già aspettando nel gruppo. Ok, abbiamo lasciato la wing. Niente. Find crew. Non devo fare un find crew. Non devo andare a joinare un'altra ship. Un attimo che scrivo un attimo quest'altro comandante. Perché non mi fanno, non mi gli fa neanche scrivere? Ma che cazzo succede? Scusate un attimo. Open play, direct message, game does not show the invite button. Very strange. Pazzesco. Eppure è tra gli amici. Ok, andiamo a vedere. Andiamo a vedere fuori da di qua e andiamo su Friends and Private Group. Vediamo se riusciamo a farlo da qua. Come vedete, message unfriend block player. Assurdo. Assurdo. Your group. Eccolo qua. Oh. Ok, finalmente l'ho trovato. Ok. Allora, scriviamo anche al comandante Anthropovolov. Ok, finally I've got the button. Was not showing due to due to your join request. Sorry for the delay. Ok, perfetto. Allora, ok, tac. No, qua. Camminante Favia, invita in wing che ci sono. Ok, perfetto. Ciao Dark Close, benvenuto, benvenuto. Assolutamente sì. Siamo in private group comunque, sì, non proprio in open play. Se vuoi joinare, siamo nel sistema HR1183 e entra dentro. Eccoti qua, perfetto. Ok. Eccoci qua, ottimo. Niente, dicevo, se vuoi joinare anche te, entra nel private group, se no fammi sapere e ti faccio joinare e dopo ti faccio inserire nella wing che abbiamo fatto. Quindi c'è l'ultima posizione disponibile e anche per te, Dark. Quindi sì, dai, se vuoi siamo qui, dai, 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 che siamo belli carichi e pronti a partire. Nel frattempo che regoliamo, oh, scusatemi, le ultime le ultime rogne tecniche, diciamo, intanto inizio a fare un po' una scansione del sistema e andiamo a ehi là, e andiamo a e andiamo a cercare un posticino dove andare a distruggere tutto. Ok, qua Enable Voice Com. Ok, VoiceCom abilitata, quindi dovremmo esserci. Pending invite non ce ne sono, quindi sì, Dark, guarda, basta che ci mandi un bel messaggino. Oh, eccoci qua, perfetto. È distantuccio però, è distantuccio. Out, tots. Dove cavolo è? Andiamo un attimo a vedere dov'è. Allora, uno è qui, uno è lì. E... Oh, eccolo qui, è a ben 1461 light years di distanza, è parecchio distantuccio. Vabbè, vediamo se riuscirà a raggiungerci nel frattempo. Ok, allora scriviamo in wing, perché non mi fa scrivere in wing? Ok. Oh, to wing. Hello. Lol. You are a bit far away. Uh,
Ok, perfetto, perfetto. Vediamo la nuova richiesta qui. Sì, one pending request, dark close, eccoti qua, perfetto, aggiunto. Adesso ti vado a inserire all'interno del private group. Dovrei vederti qua, dark close, eccolo qua, perfetto. Ok, groups 3 members, bla bla bla. Eccolo qui, perfetto. A posto, quindi sistemata anche questa cosa. No, no, c'è spazio, c'è spazio. Direct message, dark close. C'è spazio. E... richiedi amicizia a CMDR Favia. Ok. Io voglio scrivere in wing. Anche neanche le chat sono molto... Ok, allora. Dark Close si unisce alla battaglia. Dovrebbe inviarti richiesta amicizia. Sì. Ah, CPT Favia. Sì, 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 sì. Ok, perfetto, 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 ottimo. Scusami, perdonami, non... che pollo. Colpa mia, perdonami. Ok, vediamo se riesco a rispostare la chat sulla wing. No. Ah, com'era? Ah, questo gioco ha delle interfacce che sono veramente, 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 veramente. No. Che è successo? Ah, deve essersi suicidato Commander Antropov e bla bla bla. Non riesco più a ribeccare la chat della Wing. Perché? Perché? Tra l'altro nel frattempo vedo che sta collassando lo stream. Chiedo scusa un attimo. Perché? C'è qualcosa che non funziona. Un attimo, scusatemi ragazzi, ritorno tra mezzo secondo. Caspiteronzola, ragazzi, devo sloggare un attimo. Ok, no, vedo che si sta riprendendo. Ok, dai, niente, 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 nessun problema. Allora, vediamo se riesco a... Perché non mi dai la chat? Ma di donna santissima, signori, non è possibile, non funziona... Cioè, vabbè, io sarò anche impedito, perché io sarò anche impedito, ma... Cazzuola, eh. Cioè, devo solo rientrare in Wing Chat. Devo solo rientrare nella chat di Wing. Allora, non mi fa rientrare in Wing Chat. Piano, calma. Oh,
Allora, bisogna mettere una cosa sbagliata per fargli fare una cosa giusta. Oh, eccomi qui. Hello. Buonasera, buonasera, ciao a tutti. Allora, io intanto riprendo con la scansione riprendo con la scansione dei signal. Ok, Antropov è andato a Sol, dai, dovrebbe essere un peletto più vicino, vediamo sulla Galaxy Map quanto distante da noi è. Beh, dai, insomma, fattibilissimo. Eccolo qui. Ok. Eccolo qui, dovrebbe essere in questa zona qui, quindi sì, dai. Dovrebbe arrivare non troppo tardi. Siamo ancora distantuzzi. Va bene, dai. Allora, ok. Tac. Inizio la scansione dei signals. Motori al minimo. Tasto per il FSS. Ok, vedo che anche la connettività si è ripresa bene, per fortuna, se no mi toccava sloggare e rientrare veramente tra un bel po'. Ok, allora andiamo a prendere questo segnale, distance neanche troppo distante, degraded emission, non mi interessa, queste mi interessano. Ok, non Newman 5, medium, ne ho già trovata una, però è a 20.000 di distanza. Non Newman 7, high, questa cosa è 14.000, 6 medium, ancora fattibile. Ok, vai tranquillo Dark, non ti preoccupare, neanch'io sono preparato per quei cosi. 22.000, tutti vicini, eh. 6 medium, potrebbe anche essere 14. Non Newman, 5 medium, 20.000, no, queste sono tutte distanti. Andiamo a vedere qua se c'è qualcosa. Ok, qua vedo un paio di segnali. Là. Ok, beh, mi sa che questi saranno degraded o encoded. Ciao comandante Astinius, benvenuto alla diretta. Abbiamo finalmente fatto una wing e stiamo andando a farci sassagnare i denti dai Targoid perché, vabbè, speriamo bene, dai. Speriamo che il comandante Antropov ci raggiunga presto. 18.000 livello 5, sì, dai. Non è male, vediamo questa, 6 medium, potrebbe essere un'altra, anche se sono tutte abbastanza distantucce. Sì, assolutamente. Ci può salvare solo lui. Non ce n'è, perché io, come avete visto, abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, sono un assoluto disastro nell'affrontare i carciofi alieni, quindi figuriamoci se 3 low, vabbè, non mi interessa, questo 20, Madonna, ma è tutto distantissimo. È tutto distantissimo. 5 medium, 21.000, un disastro. 6 medium, 20.000. Boh, dove andiamo? Rischiamo di perderci veramente all'interno di questo sistema. Guardate qua che disastro. Ah no, dai, c'è qualcosa di vicino. Dai, queste sono vicine, bene. È che ero io. È che ero io con la nave puntata da un'altra parte. 4 medium, no, troppo poco. Ci sono solo Marauder. 8 high, anche troppo, pure troppo. 5 medium, ok, 236 ls di distanza, signal medium trovato. Tanto vediamo qui comandante Fabia che ci sta raggiungendo. Dark Close ci raggiungerà con un Diamondback Explorer. Beh, insomma, sempre meglio di niente, dai. È una nave molto veloce, bella, versatile, quindi può aiutare cercando di attirare un po' il fuoco nemico nel frattempo che ne ricarichiamo, giriamo e cerchiamo di riattaccare. Via sta roba. Mamma mia. Ok, andiamo a loccare. Perché non sta fermo? Ok, andiamo a loccare il threat. Ok, eccoci qua. Allora, vediamo Dante Fabio invece dove sta. Eccolo qui col suo Asp Explorer. Ma sì, tranquillo, vieni a divertirti un pochettino, dai.
Tanto alla fine, ragazzi, sappiate che questa è l'ultima, eccolo lì, è l'ultima diretta dedicata alla caccia ai Targoid e Dark Close è arrivato, perfetto, e dobbiamo aspettare Antropov. Nel caso aspettiamo un attimo, tanto dovrebbe essere non troppo touch share sector, lo vedo che sta veramente correndo a bestia. Niente, la connessione è veramente un disastro stasera, che cavolo ha? Allora, nel frattempo che attendiamo, torno al trabicolo che mi fa da connessione. Un attimo. Cazzo ha stasera la connessione? 4G prende tutto. Qua ci siamo. Questo lo mettiamo in modalità aerea, che non mi faccia scherzi. Eccomi qui, sono tornato, ma vedo che la connessione sta veramente peggiorando, sta diventando un disastro. Ma che succede? Ma Signore Santissimo, veramente non se ne esce. Ok, va a tratti. Sì, ok, facciamo subito. A posto, fatto. Ok, scusate che mi riguardo un attimo la chat perché mi ero perso qualche messaggio. Ok, ok, ok. Niente, la connettività stasera è un disastro. Chiedo scusa se vedrete un po' di buffering o cose, davvero, ma non so più davvero cosa fare. Nel 2019 nelle mie zone non sono ancora riusciti a portare una connettività decente. Sì, dai, fatemi sapere dove volete droppare, buttate giù un beacon e io vi seguo a ruota e a ruotella. Ok, qui invece tracciamo il nostro amico Dark Close, eccovi qua, vi vedo tutti quanti e sappiatelo, sappiavatevelo che vi vedo. Ok, però, ok, beacon, please. Ci serve il beacon. Ok, andiamo a vedere il beacon, perché non lo vedo. Non lo vedo, non lo vedo. Oh, eccolo là, trovato, trovato. Eh, Capital Fave, eccolo qua. Sì, 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 sì. Visto, visto, visto. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Qua giù. Abbiate pazienza un attimo, ragazzi, perché devo seguire anche la diretta e non è facile. Non sto controllando 7000 cose col content temporaneamente. Ok, un attimo che arrivo. Eccolo qui. Ma no. Ah, stavo arrivando.
Purtroppo pure troppo, pure troppo. Wing frame shift drop, perfetto. Ok, adesso andiamo a droppare su questo bel wing signal. Non smetterò mai di... E bestia! No. Niente, stasera proprio non ci sono. Non ci sono. La connessione va a tratti, le mie facoltà Jedi sono ai minimi storici, sono un po' distantuccio, adesso arrivo. Droppato malissimo. Dai. Dai, 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 dai. Devo mettere i motori a manella. È un po' dura fare 18 ls in volo di viaggio normale. Ok, vediamo se ce la famo. Se ce la famo, se ce la famo. No, dove... Ah. Ci riproviamo. Ce la faremo, dai, ce la faremo. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Ho visto Low Wake, ma... Là. Ok. Mi manca un po' l'ologrammino per quello che riguarda l'allineamento, ma va bene. Adesso che strano, davvero, vedo lo stream bello stabile, però YouTube si lamenta. Pazzesco, un bitrate quasi a 4000 in questo momento, ma ancora non funziona. Vabbè, concentriamoci un attimo sul gioco perché adesso devo fare sto drop, se no è un disastro. Dai, 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 dai. Comunque, come potete vedere, tra l'altro, visto che stiamo parlando del più e del meno, com'è anche complesso poi gestirsi all'interno del gioco per trovarsi di qua o di là, andare a fare una cosa o l'altra, aggiungere gli amici o fare cose di questo tipo qui. Abbiamo già investito ben 34 minuti solo per trovarci un attimo e per raccapezzarci un attimo su cosa fare, come e dove. Vabbè, che è un po' anche parte della mia incompetenza nella gestione delle wing e eccoci qua, oh, dovremmo esserci, ok. E nel fare questi drop, eccetera, eccetera, però, come potete capire, ok, fa anche questo parte del gioco, quindi dovrete là. Allora, intanto un salutino, bello screenshot, ciao a tutti, ciao ragazzi, eccoci qua. Eccoci qua. Sì, lo so che devo... Oh, mamma mia. Au! Au! GG. Perché non sparano? Ah, ecco qua, adesso sono pronti.
praticamente anch'io. È un problema del Diamondback Explorer. Anch'io ne ho fatto uno di bello leggero e veloce, fatto di cartapesta e capisco perfettamente il fatto. Sì, 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 sì. Resta fermo là, non te muovere, che ti saluto. Ecco qui, salutino, un bel high five con gli scudi. Ecco qui, tiro una raffica di multicannon giusto per... Boh, posso anche mettere giù le armi. Dai. Ok. Adesso attendiamo un attimo che ci raggiunge anche il comandante Antropov, unica nostra speranza di riuscita nella caccia al Targoidone. Ok, ragazzi, attenzione perché ho la nave grossa e ingombrante. Diamo potenza ai motori. Andiamo in retromarcia. Così facciamo anche un po' di experiencing, di maneuvering in Flight Assist Off, che è divertente anche ogni tanto fare un po' di esperienza in Flight Assist Off. Ah, immagino sia distante. Aspetta che arrivo. Ok, che mi devo riallineare. Ok, allora mi metto io a destra. Eh, potevano mettere un filtro su quelle stelle. Davvero troppo luminose. Famo 70, va. ...68, dai, sono riuscito a metterlo su 68. Ah beh, nessun problema, può anche parlare in inglese. Nel frattempo la connessione è tornata stabile, connettività di nuovo stabile. Yuhu. Ok. Ah, perfetto, perfetto, ottimo, ottimo, ottimo. Quindi non devo scrivere. E Dark è una V abbastanza strana comunque, eh. Dovresti stare a sinistra mia. Ok. Dark, mi senti? Au. T'ho sentito, sai che hai cozzato. Ok, nel frattempo che andiamo avanti in navigazione in V-Formation, andiamo a vedere a che distanza è N42 per 6. 117 light years, non so con che nave sta arrivando, però se avesse una nave con tanto jump range, in 2 jump ci raggiunge. Con nave con meno jump range, 2-3 jump e arriva, dai, sì, sì, sì. 5 minuti, dai ragazzi, e tra un po' si parte. Allora, mentre i nostri
Ok, sì, ok. Ah, capito, capito. Peccato, dai. Vabbè, comunque almeno qualcosa senti. Allora, mentre i nostri, mentre vogliamo così un attimo informazione serrata, io vado a mostrare una cosa a tutti quanti, visto che mi è arrivata la newsletter, ovviamente, proprio stamattina o ieri sera, adesso non mi ricordo la data, 10 aprile, quindi sì, ieri, April Update. Vado a cliccare sul take a look, ok, qui e vado a farvi vedere una cosetta veloce, veloce, veloce. Allora, andiamo sulla pagina del browser, perfetto, ok. Allora, esco dalla modalità, scusate, esco dal gioco un attimo e vi faccio vedere il April Update di Elite Dangerous Horizon Beyond, cosa ci vengono praticamente a dire. Allora, sposto un attimo la finestrelloida. No, tanto resta così. Vabbè. Allora, quello che ci vengono a dire è fondamentalmente è questo. Un attimo che... No, cosa sto pigliando qua? Qua. Eccolo qua. Ok, allora un attimo che ricentro, ok, perfetto. Allora, i prossimi update. Avremo l'Advanced Docking Computer, il Super Cruise Assist e Free Module Slots for Everyone per gestire questa cosa. Più novità sulla Navigation Tab e il Pilot's Handbook e il Trading Screen Improvement, più Stellar Initiative and there's more. Allora, andiamo a vedere un attimo a partire da sto cazzo. Perché la connessione è morta di nuovo? Perché la connessione è morta di nuovo? Incredibile. Incredibile. Un attimo ragazzi. Eccomi tornato, niente, non ce n'è stasera, è il disastro della connettività. Comunque, dicevo, quindi Advanced Docking Computer, quindi un computer avanzato disegnato per farci rilassare e quindi fare il dock automatico nelle stazioni. E Super Cruise Assist per evitare il loop of shame e quindi il gioco automaticamente regolerà le velocità e varie cose, un po' come un cruise control, eccetera, 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 un'autonavigazione, più altre cose che aggiungono di qua e di là. Allora, sinceramente dal mio punto di vista trovo la cosa un po' a livello non mi piace. Perché? Perché quelle poche cose che facevamo di divertenti all'interno del gioco, beh, ovviamente dopo non è obbligatorio usarle, però le poche cose alla fine che erano divertenti da fare in gioco, come appunto il docking, attenzione ai drop e tutto il resto, ci verranno tolte e grazie alla cippa, tanti cari saluti e alla prossima. Ah, ok, scusate, ma... Ah! Che è qua? Clear all filter. Non mi funziona più neanche il tasto ESC da là dentro. Ah, scusa, sì, sì. Scusate, stavo blaterando sui prossimi updates. Tranquilli, tranquilli, arrivo. Ecco qua. E niente, praticamente notavo questa cosa. Certo, alcune cose sono interessanti che hanno aggiunto, per carità, nulla da dire, ma sinceramente quelle poche cose su cui ci si divertiva, adesso ce le toglieranno tra un poco. Allora, Antropov è alle Pleiades, sì, spara pure, tanto stiamo qui.
Hai armi? Tante, assolutamente d'accordo. Però ovviamente attenzione che sono armi Targoid, quindi agli human non fanno granché. Ok, vabbè, tanto basta che non colpisci i swarm o il carciofoide e quindi dai, vieni ad assisterci da fuori, fare un po' il bardo della situazione. Sì, volentieri potremmo anche farlo, però non ho posizioni torrettate. Eh, non ho torrette né fighter, purtroppo. Se no, assolutamente ti buttavo nei fighter. Cazzuola, non ci ho pensato, non ci ho pensato. Vediamo un attimo. Allora. Fighter non ne abbiamo, ovviamente qui non abbiamo niente. Come gunner, ovviamente non ho niente da... Purtroppo sono tutto fittato per soloing. Se lo sapevo, mettevo una fighter bay. Fighter bay. Ah, ok, ok, sì, è vero, hai ragione, me l'hai detto anche prima, mamma mia. Le vecchie abitudini da old school gamer, abituato a praticamente andare a scrivere sempre e costantemente all'interno dei giochi. Non mi sono mai abituato più di tanto alle chat vocali, però vabbè, vabbè, vabbè. Ok. Ecco qui. Comunque, giusto per dire, ragazzi, dai, mettetevi in posa che ci facciamo, che vi faccio un bello screenshot dall'anaconda. Allora, qui tac. Così. Ah, tra l'altro, ecco, sì, anche altra cosa, chiedo scusa, purtroppo non sono riuscito a preparare le cartoline stasera. Fabio, perdonami, non ho avuto proprio assolutamente neanche mezzo secondo di tempo per prepararle, purtroppo. Oggi è stata una giornata allucinante, corri di qua, corri di là, ho finito un po' tardino a lavoro e quindi sono arrivato a casa proprio così. Allora, dai che vi screenno con l'inquadratura a partire dai cannoni della nave. Ok, vediamo di farci star tutti dentro. Eccoci qua, perfetto. Mettetevi in posa, fate un sorriso. Hello! Ok, ho appena fotografato il ventre del DBX. Ok, già meglio. Ok, unos e dos. Dai, tanto facciamo un po' di screen, vediamo la foto che risulterà migliore e dopo andiamo a metterla tra le cartoline del prossimo giro. Comunque vi lascerò magari un paio di screenshot anche su Discord. Vediamo da qua sotto come viene. È carino da qua sotto fatto così, dai. Si vedono anche i Gauss sparati a mannellona. Vediamo se riusciamo a screenare qualcosa, perché tanto ho tutte le armi fuori. Come vedete, eccoli qua, come sono... Au! Come sono... Come sono preparati i cosi. Ok. Bimma, eccoli qua, e sparano praticamente dritti uno sull'altro, come una doppietta da tiro al piattello proprio. Ho praticamente le canne sovrapposte, detta così, yeah. Antropov, Super Cruise, penso ci stia raggiungendo in questo preciso istante. Andiamo nella Galaxy Map, dovrebbe essere praticamente arrivato. Sì, perfetto, perfetto. Oh, grandioso, grandioso. Grande capitano Antropov che si è andato a suicidare pur di raggiungerci e darci una mano a cacciare i Targoid. Dovrebbe...
Beh, perché scrivo? Mi sentono i ragazzi, mi sentono, dai, basta scrivere. Mamma mia, sta brutta vecchia mania di scrivere sempre all'interno della chat. Comunque, eccoci qua, 50 minuti sono trascorsi, come vedete se un vostro amico dovesse essere troppo distante e non avete da fargli fare multicrew o altre cose, diventa davvero davvero un po' complesso gestire il tutto, quindi boh, è un po' così. Comunque andiamo ad arrotare su noi stessi. Sì, 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 esatto, esatto. Ok, intanto arrotamoci. Ok, proviamo a fare una cosa. Via il flight assist e lasciamo la nave a girare in moto perpetuo. Tra un po' mi viene da vomitare. Eccolo qua. Woohoo! Eccolo qui. Yuhu! Post bruciatori e rossi, assolutamente potenza. Ok, vediamo la nave, un bel Krait Mark II, assolutamente grandiosa nave da attacco ai Targoid e sarà la nave che forse potrei andare ad utilizzare. Sì, 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 assolutamente. E a me? Oh, come volete. As you wish. Ok, partiamo. Anzi, sì, dai, partiamo. Faccio uno screen proprio veloce veloce. Ovviamente. Devo ritirare i cannoni. Allora, vado a cercare un attimo intanto un posto dove andare a sminare quei cosi. O avete già trovato qualche punto? Vabbè, qua dovrebbe esserci di tutto. Questo è un safe. 4. Safe. Vediamo qua. Low. Safe. Vediamo qua cosa c'è. Low. 17.000 ovviamente. Quello è distante. Procediamo col 4 medium, troppo poco. 5 o 6, dai, un 5 o un 6. Qua in zona, 0. Oh, niente, non c'è proprio una cippa qua. Vediamo qua. Forse siamo più in zona. 8 high. 9 high. 5 medium, eccolo qua. 14.000. 171. 6 medium, potremmo fare quello. 7 high. No. 6 medium, un altro medium. 21.000. 4 medium. Anche qui potevano gestire secondo me le distanze un po' meglio i ciccio-panzoni di Frontier. Vediamo qui cosa c'è. Questo è morto. 3 low. Sì, ne ho trovati parecchi di 6 medium. 8 high. Facciamo quello, dai. Oh. 5 medium trovato, distanza 73 ls. Ok. 5 medium trovato.
Ed è anche qui vicino. 2 minuti e 05 remaining, quindi proprio poco poco. Vediamo se riusciamo a dropparci sopra. Il boss. Grazie, grazie per il boss, ma proprio no. Ci provo, dai, ci provo, ci provo. Ecco, comandante Favia che si fa un bel giretto. Io invece me ne vado via pian pianino, con la calma calma. Velocità sono anche molto lento, ma non ce ne importa. Tanto abbiamo 1 minuto e 20 secondi per fare questo drop. Siamo proprio lì lì, manca poco. E ci siamo proprio. Ok. Combat mode. Sento subito il carciofoide. Scusate, che fine ha fatto il mio Xenoscanner? Ma... Ah, perché l'avevo invertito prima. Ok, ok. No, piano. Ok, datemi un secondo che lo scansiono, sto coso. Ok, piano con l'anaconda. Ok. Sì, 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 non attaccarlo e non dovrebbe. Senkat, beh, stagli distante. Almost 1 second. Ok, e inizia l'attacco. Dai ragazzi, la connessione sta reggendo, le armi sono pronte. Il carciofoide è quasi scansionato. Ci siamo. Eccolo qua che ci si incazza. Ok, gli abbiamo fatto saltare il primo coso. Dai, gli abbiamo già fatto saltare il primo cuoro. Ok, andiamo a scassare un po' i targoni però, perché adesso bisogna andare a scassare un po' i targoni. Che quelli sono fastidiosi. Via là. E che cazzuola, cominciamo. Ah. Sì, Caustic, assolutamente, mi ha preso in pieno. Ok. E allora facciamo che mi concentro un po' di più. Sto sbagliando parecchie cose comunque, Eccolo là.
Ok, proprio questo mi serviva. Vediamo di tirare via. Ma proprio adesso. No, questa proprio non ci voleva. Stavo cercando di tirarmi via il caustic e adesso mi sono fritto la nave. Va bene. Field Neutralizer non sono riuscito a lanciarlo in tempo. Scusatemi. Stavo rimuovendo il caustic damage. Ok. Diamo potenza ai sistemi. Torniamo dal carciofoide. Grandi ragazzi. Mamma mia, Antropov. È veramente una macchina da guerra questo ragazzo. Che razza di equipaggiamento ha su quella nave? Ha già fatto fuori il 40% del carciofoide. E il caustic deve andare oltre il 180% di calore. Va in silent running, scalda la nave. Arrivo ragazzi, arrivo. Pazzesco, vedete come un pilota veramente esperto può far sfigurare anche un'anaconda usando un normalissimo Krait Mark II. Dai, che stasera ce la facciamo, dai, stasera ce la facciamo. Potremmo farcela. Andiamo in supporto. Vedete come corre. Devo ricaricare un po' gli scudi. E silent running e vai di boost tantissimo. Vai di booster proprio come se non ci fosse un domani. Facciamo un po' di manovre evasive. Dai che tra un po' abbiamo gli scudi ricaricati e possiamo tornare all'attacco. Eccoli qui. Ok, dai che tra un po' gli parte anche il prossimo cuore. Wow. Ah, ecco perché. Ah, danneggiato il field neutralizer. E di nuovo caustic damage perché... Vabbè, un po' lo reggeremo. Ok.
Ok, mi sta malfunzionando, ma non importa, io continuo a spararlo. E... Yoho! È andato! È andato! Woohoo! Facciamo un bello screen a questo momento. Ringraziamo un sacchissimo comandante Antropov. Thank you very very much. Thank you very 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 much per averci aiutato nel sconfiggere il super targoidone che ci ha deliziato questa sera. Allora, per rispondere ai ragazzi, io sono pieno caustic damage, quindi scusatemi un attimo. Devo levarmi il caustic damage. Abbiate pazienza un secondo. Ok, a posto. Ok. Ok, bene, scusate un attimo, stavo controllando due o tre cose, sono tornato qui, ragazzi, come andate? Commandant Antropov se n'è già andato, Dark, oddio, Dark? Dov'è? Dov'è Dark? Dark? Che fine ha fatto? Ah, ok. Ok, ah, ok, giusto venuto poi. Ok, dai. Allora gli rispondo dopo in Discord o in altro ambiente. Bene, dai. Allora, ragazzi, guardate, un super ringraziamento a Capitano Favia che ci ha consentito di appunto avere con noi ospite questa sera comandante Antropov, che ci ha deliziato veramente con le sue manovre e i suoi attacchi al carciofoide enorme lì. Io ho fatto quello che potevo per aiutare con questo scassone di nave e tutto il resto, nonostante tutto quello che sono state le battaglie e le distruzioni che abbiamo visto in precedenza. Mi metto un attimo in wing con te, capitano. E siamo riusciti finalmente a scassare un Targoid. Andiamo a vedere un attimo il drop, perché dopo ovviamente questi droppano Targoid Heart, cuore di Targoid, Propulsion Elements, Wreckage Components, quindi tutta una bella serie di cose che ci potranno poi essere utili. Quindi, allora, Capitano Favia, grazie davvero, grazie per aver appunto contattato comandante Antropov. L'attesa è stata veramente giustificatissima dalla battaglia successiva, quindi siamo finalmente riusciti ad abbattere un Cyclops con un po' di aiuto e abbiamo scoperto che cosa? Che fondamentalmente l'Anaconda non è una gran nave anti-Targoid, almeno non nelle mie mani. Qualche danno riusciamo a farlo, ma il Krait Mark II equipaggiato adeguatamente può fare veramente molto di più di un'Anaconda, perché è più veloce, più manovrabile, riesce a gestirsi meglio nella mischia e nella battaglia, e dopo poi comunque dipende tanto anche dall'abilità personale del pilota. Allora ragazzi, come Capitano Favia, io ti saluto un attimo perché devo rientrare a Merop, che vado a mettere giù la nave, a ripararla, a prendermi anche il bounty ovviamente, quindi intanto facciamo questo viaggio qui e sul viaggio di ritorno andiamo a vedere 2-3 anticipazioni dei prossimi video. Allora, eccoci qui, mi fuma la nave, vero? Ah, ok, ottimo, ottimo. Allora, io ho già messo Merop come punto di destinazione, rientro le armi, attivo il frame shift drive e mi dirigo verso Merope.
a tutta velocità per quello che si può fare, perché ci stiamo inibendo a vicenda il jump. Allora, mentre torniamo indietro verso Riz Rest, dove andremo a riparare la nave e ritirare il bounty per il Targoidone appena distrutto, e cosa andiamo a vedere? Allora, come vi anticipavo, questa è l'ultima puntata dedicata ai Targoid e quindi a come combatterli eccetera eccetera. Come avete visto, se andate in wing è più facile, è molto meglio ed è più facile, quindi inizialmente cercate qualche pilota bravo con cui andare a battagliare in giro. Dov'è Riz Rest? Eccolo qui, tac, lock destination, e vi aiuteranno a capire tattiche e tante varie cose su come affrontare i Targoid, vi aiuteranno anche a decidere un attimo che navi utilizzare. Io ho voluto provare con l'Anaconda, speranzoso che la mia Anaconda potesse essere utile in qualche cosa. Mi sono reso conto che non lo è. Quindi non andrò a comprare una nuova Anaconda, andrò semplicemente a rifittare questa Anaconda. Le battaglie con i Targoid, come vi dicevo, sono finite e sono completate così a questo punto, e quindi cosa dire? La prossima avventura, quindi il prossimo aspetto che andrò a trattare di Elite Dangerous sarà l'esplorazione, però come potete capire fare i live sull'esplorazione in Elite Dangerous non è che sia proprio il massimo. Quindi inizierò a prepararmi un attimo la nave, attenderò prima di partire il prossimo big update, beh, è un termine grosso, comunque attenderò il prossimo update che Frontier rilascerà, vedrò un attimo cosa modificheranno e sistemerò un attimo l'outfitting della nave in relazione al fatto che possano esserci dei moduli che mi servono per l'esplorazione, anche se sinceramente non ne ho visti. Comunque, dicevo appunto, attenderò il prossimo update e dopo inizierò il viaggio esplorativo. Il taglio che verrà dato ai prossimi video che verranno pubblicati di Elite Dangerous in modalità esplorazione saranno proprio dei video classici come facevo tempo fa, e le live saranno poi dedicate ad altro. Quindi ci sarà un nuovo gioco spazio che ci occuperà il giovedì sera, tra un po', pensavo dopo verso maggio di cominciare questo nuovo gioco spazio, almeno per provarlo un attimo così offline, e è un gioco che inizia per E e finisce per E e non è Elite. Quindi lascio a voi tutte le varie considerazioni su questo nuovo gioco spazio. Tra un po' lo vedremo a sostituire le live serali di Elite Dangerous e via. I video su Elite Dangerous non mancheranno, perché comunque ci saranno solo un po' meno frequenti perché sarò in esplorazione. L'idea mia era di fare un bel jump a Colonia trasportando un passeggero, quindi sfrutto anche la cosa per farmi 2 soldini fino a Colonia trasportando un passeggero, tanto dovrebbe avanzarmi un po' di spazio per poterlo fare. Arrivato a Colonia, quindi prima tappa del viaggio, da lì procederò per il centro della galassia e quindi all'altro capo della galassia stessa. Quindi quello sarà la mia rota, quindi diciamo vado a tagliare in due la Milky Way e andiamo a vedere cosa ci riserverà questa avventura esplorativa. Quindi lì farò delle registrazioni, monterò i video come facevo in passato, quindi saranno dei video un po' più corti, però solo con un aggiornamento delle posizioni, di quello che scoprirò, di quanto ci metto a fare le varie cose e se troverò qualcosa di interessante da registrare o da vedere. La nave verrà affittata ovviamente con tutti i moduli possibili per la riparazione, 2 SRV e basta. Pensavo, non so, ero indeciso anche se magari prendere una Fighter Bay, giusto per magari potermi divertire anche un attimo, non lo so. Ci sono 2 o 3 cose che volevo così, e boh, dicevo 2 o 3 moduli che così avevo in mente di andare ad usare o sostituire all'interno dell'outfitting che vado a fare. E nel frattempo, comandante Fabia, io sono arrivato a Riz Rest. Tu a che distanza sei? Ah, bene, dai, ti vedo qua, dai. Perfetto, allora vado a doccare nel frattempo. Facciamo una bella manovrina di dock interessante. Cerchiamo di stare stretti, forse un po' troppo. Ok, beh dai,
Me la sono cavata abbastanza bene in questa virata, tutto sommato. Ok, pad numero 40, vediamolo dov'è, è là in fondo. Ah, perfetto, perfetto, ottimo. Allora, io sto doccando al pad 40. Ok, eccoci qua. Bene, bene, dai ragazzi. Quindi così abbiamo visto anche un po' un altro aspetto del gioco, il gioco un po' così, con altri player. È tutta un'altra cosa, ovviamente giocato, Elite giocato con altri giocatori. Ovviamente in Wing, in Private Gruppo o dove sia, è un gioco che prende una connotazione completamente differente. Quindi niente, è un consiglio che vi do: se giocate ad Elite cercate ovviamente qualcuno con cui condividere le vostre avventure. Sarà più facile affrontare un po' tutti i vari aspetti perché vi darete una mano l'uno con l'altro, unitamente al fatto che è decisamente più divertente giocare in gruppo, se no non avrebbe senso il gioco multiplayer e online. E mi avete visto spesso e volte in solo perché ovviamente più che altro per motivi di diretta o altre cose, se arrivano a pick-upparmi o cose del genere è un po' brutto mentre stiamo cercando di vedere nello specifico alcuni aspetti del gioco. Questa sera diretta appunto un po' più lunga del solito, 1 ora e 16 già passate. Finalmente appunto, e per fortuna la connessione si è stabilizzata mentre stavamo in combattimento, quindi evviva, 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 finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo schiantato un carciofoide solo ed esclusivamente con l'aiuto e l'intervento di comandante Antropov. Mentre guardiamo comandante Favia che atterra, ok, è proprio lì davanti, lo vedete? Eccolo lì, sta attraccando al pad 1 4, 1-1, pad 11. Io vado a riparare la nave. Vediamo quanto mi è costato questo scherzetto di oggi. Vediamolo, vediamolo. Ok, beh, solo 584.000 cucuzze. Refuel, restock, advanced maintenance. Dovrei avere qualcosa da riparare anche qua. Sì, per l'idrop errato di prima. Perfetto. Andiamo nei contact, andiamo nell'authority contact, no bounties, dove sono? Combat bond, pilot federation, 2.130.000 crediti, ed eccoli qui, confirm. Quindi abbiamo guadagnato circa 1.500.000 tolte le spese, quindi eccolo qui. Ovviamente fare questa cosa con un Krait Mark II è decisamente meglio, assolutamente, ormai, ora come ora, non ho più dubbi a riguardo. Bene, allora ragazzi, piano. Con una bella vittoria, questa sera ci andiamo a salutare. Quindi, ragazzi, grazie a tutti, grazie a chi ha seguito il video, grazie a tutti i comandanti che hanno partecipato a questa live, e grazie al comandante Fabia che sta ancora cercando di parcheggiare. Magari c'era la vecchina con un piccolo sidewinder che gli impediva il dock, no dai scherzo, e quindi appunto assolutamente grazie a tutti, grazie al comandante Antropov che ci ha aiutato veramente tantissimo nella battaglia. Se non era per lui stavo ancora lì a creare nuove divinità mentre cercavo di schiantare il Cyclops. E grazie al comandante anche Dark Claws che ci ha raggiunto come spettatore. Ovviamente solo con un Diamondback Explorer senza armi è un po' difficile cercare di andare ad abbattere i Targoid. E quindi grazie a tutti davvero. E questo conclude tutta la saga Going Targoid e caccia al carciofo. Quindi il materiale, i contenuti anti-Targoid più o meno li abbiamo coperti e visti tutti. Ovviamente ce ne sono altri, poi ci sono i Basilisk, ci sono i Medusa, ci sono un sacco di altre navi carciofoidi molto più potenti dei Cyclops su cui andare a divertirsi da soli o in gruppo. Da soli è abbastanza tosta la cosa e quindi può essere una bella sfida da affrontare all'interno del gioco. Ringraziamenti completati, anticipazioni fatte, ragazzi, direi che ci siamo. Quindi Virus 101 vi saluta tutti dalla sua caverna, dal pilota, dal seggiolino di guida. Ok, eccoci qui, tic tic, vediamoci qui. Vi saluto tutti quanti, yuhu, 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 e che altro dire, ragazzi? Ormai ci diamo il nostro consueto transmission out e ci vediamo alla prossima, dai, ci vediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti, Virus 101 vi risaluta e alla prossima.